delle cifre straordinarie di politiche familiari e noi siamo ancora lì a... Quest'oggi stiamo festeggiando la prima festa provinciale dell'UDC veronese. È un momento importante, un momento che segna anche non solo un punto di partenza ma anche un punto di arrivo di un processo di rinnovamento del Partito Democratico Cristiano veronese, che negli ultimi anni ha visto l'aggregazione di tante forze nuove, di tanti giovani, e veramente ha cambiato pelle, ha cambiato un po' immagine, e vuole soprattutto rinnovare il modo di lanciare, di promuovere il progetto politico che, pur nella novità, si ancora sempre a valori profondi, a valori di sempre, perché i valori non hanno storia, non hanno passato, non hanno presente, non hanno futuro. I valori sono di sempre e sono i valori che abbiamo voluto promuovere oggi, sono quelli in primo luogo della famiglia, la famiglia di cui se ne parla molto, la famiglia che diventa un soggetto spesso visto dalle istituzioni pubbliche come destinatario di assistenza, ma non come protagonista della nostra società. Ecco, noi come UDC invece crediamo che il futuro del welfare, il futuro anche del nostro paese, si gioca tutto sulla riscoperta dei valori del passato, dei valori che un tempo hanno fatto grande appunto il nostro paese, e in primis la famiglia diventa un soggetto importante, sussidiario allo Stato, attraverso il quale costruire le politiche del nostro paese, in particolare quelle del sociale, per il futuro. Ciò comporta un diverso atteggiamento da parte delle istituzioni, comporta che la famiglia venga considerata appunto come protagonista e non semplicemente come comparsa o in maniera del tutto marginale della politica nazionale, attraverso un protagonismo che deve essere riconosciuto con adeguate politiche fiscali, adeguate politiche del lavoro, attraverso un'attenzione particolare al ruolo sociale che essa svolge, in quanto la famiglia svolge diverse funzioni sociali che non sono adeguatamente riconosciute. La prima di tutto è quella della nascita dei figli, la generazione dei figli, quindi il proseguimento della nostra stessa società avviene grazie alla natalità, che oggi ha un indice molto basso e sta mettendo a dura prova tutto l'equilibrio del sistema del welfare. La ripresa della natalità è un valore non solo ovviamente per la coppia, per la famiglia dove nasce un figlio, ma è un valore sociale per tutta l'intera collettività. Un ulteriore valore sociale è dato dal fatto che la famiglia è il luogo della solidarietà tra generazioni e tra componenti con diversità di età o diverso stato. Pensiamo che nella famiglia c'è la solidarietà naturale tra genitori e figli, tra figli e genitori quando questi diventano magari più anziani, magari non sono più autosufficienti, e quindi questo legame intergenerazionale è un valore non solo etico relativo alla famiglia, ma un valore sociale, perché da questo legame deriva anche un vantaggio economico per l'intera società, nel senso che una persona per esempio non autosufficiente o che perde il lavoro, se riesce a trovare adeguate risposte nel contesto familiare, fa risparmiare molte risorse allo Stato. Oggigiorno queste funzioni pubbliche della famiglia non sono riconosciute adeguatamente, anzi la famiglia spesso è penalizzata, marginalizzata, e quindi si tende ad istituzionalizzare le risposte ai problemi sociali attraverso azioni dove vedono lo Stato a creare servizi che esternalizzano le funzioni familiari. Ecco, noi invece vogliamo, tra virgolette, internalizzare queste funzioni, ritornare al ruolo naturale della famiglia, perché ciò comporta oltretutto anche un risparmio di costi notevoli.